Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Manetto Veneziano e da come avete visto dal titolo della mascherina, criptovalute offresi. E perché questo titolo piuttosto importante? Perché oggi, non solo oggi, ma in questo periodo, mi arrivano all'orecchio persone che chiedono se possono, se devono, se gli sarebbe buono investire in diamanti virtuali, oro virtuale, criptovalute virtuali, insomma tutto virtuale. E il vostro marietto ogni volta che prende il santo Graal o il santo, non è tanto santo ma si chiama pendolino, lo usa col quadrante radiostesico per il sì e per il no, puntualmente mi dice no. Poi quando vado ad usare il quadrante radiostesico, se l'investimento sarebbe buono o male, mi esce sempre la parola truffa. Lo ripeto perché forse non è stato chiaro. Ogni volta che io praticamente uso il pendolino, nelle ultime volte quando mi hanno contattato per delle consulenze radiostesiche e indagini radiostesiche su questi prodotti, il 95% delle volte mi esce truffa. Alcune volte è uscito ok, ma perché? Perché si trattava sempre di istituti importanti, istituti seri, istituti che veramente non promettevano favole e la percentuale di interessi era realistica. Ma quando le persone mi vengono a dire mi ha promesso mare e monti, mi viene sempre in mente il multilevel, il Castello Ponzi e la toccata e fuga, no? Vi ricordate anni fa, quando sono arrivati i caffè internet in Nigeria, che una marea di nigeriani si è messa a mettere le foto di fotomodelle di colori su internet e automaticamente si è, in un certo senso, iniziata la caccia bello addormentato al Peter Pan del bosco, chiedendo soldi, facendosi passare per donne. In realtà lavoravano dai caffè bar da Nigeria. Vi ricordate quanti molti mandavano soldi perché questi dovevano prendere il biglietto aereo, venire in Italia, ma poi c'era sempre un problema, e c'era una volta da sistemare la nonna, una volta il fratello, una volta il cugino, una volta il bisnonno, una volta il trisavolo, insomma queste qui non arrivavano mai, ma alla fine la gente mandava un sacco di soldi. Beh, quel periodo lì si è un po' perso, poi è arrivato la New Age, il salto quantico, il quinto piano, il settimo piano, gli extraterrestri in carrozza, i marziani, la parolina magica, la pacca sulle spalle, i segni colorati, l'arcangelo Michele, Michelangelo e via dicendo. Insomma, no, c'è ogni periodo. Adesso è arrivato la cripto inchiappettata, che è una nuova new age, una nuova moda di prendere soldi. Ma come funziona questa cripto capitata? Che sapete sempre tutti che il Mairietto queste cose non le dice e non le fa neanche, però il concetto è molto semplice, no? Le persone vi abbindono dicendo guardate che se mettete anche pochi euro, 1000, 2000 euro in questo fondo di investimento di criptovalute, dopo un po' avrai degli interessi altissimi. Si parla che uno mette dentro 1000 e riprende dopo i pochi mesi 100.000. Le persone un po' ingolosite, un po' perché, come vi ho già detto il Marietto del 2010, i russi avrebbero attaccato l'Europa e quindi ci saremmo trovati in una fase estremamente difficile e pesante. Beh, la gente cerca di nascondere non sotto il materasso ma nelle criptovalute o in questi sogni pindarici queste promesse, no? Cerca di mettere questi soldi e dopo un po' cosa succede? Succede che la persona che ha messo questi 1000 euro viene ricontattata, no? E stranamente i suoi 1000 euro non ne sono più 1000 ma sono 100.000. Però il trucco per prendere questi soldi, cioè farsi fregare questi soldi in modo molto terra a terra, qual è? È semplicemente che ti dicono se vuoi prendere questi 100.000 che sono tuoi, fanno vedere una fracasso di documenti, cosa bisogna fare? Bisogna dare il 26% in tasse. Una fetta di persone dice ma no, decurtatemeli dai 100.000, chiaramente loro furbi dicono che non si può, allora la persona un po' ingolosita dice beh ne do 26, 1000 li ho già dati, prenderò gli altri che rimangono. Nella realtà
si perdono questi 26, poi dopo stranamente esce un altro ufficio che ne ha bisogno, 13.000. A questo punto, scusate perché c'è Achille che sta, anche lui è investito, cioè Achille, il nostro cane di legame metropolitano. Beh, a questo punto cosa succede? Succede che magicamente queste persone continuano a chiedere soldi e questi 100.000. Un'altra cosa pericolosissima è che voi date i vostri dati, firmate, date il consenso e quando date il consenso alcuni, no, aprono conti in altri posti col vostro nome e cognome, con i vostri documenti e di lì fanno transitare soldi di tutti i colori. Cari amici, non bisogna essere caduti da seggioloni da piccolini per capire che quando vi vengono a proporre dei miracoli, delle leve planetarie per alzare da 1.000 euro a 100.000 euro in pochi giorni o in pochi mesi, sotto c'è qualcosa che non funziona. Il vostro Marietto vi consiglia sempre di fare un'indagine approfondita perché pasti gratuiti in questo mondo non ce n'è. Vi ricordo che siamo in un periodo, non dico di preguerra, ma diciamo che insomma anche gli ucraini pensavano che non sarebbe mai successo quello che gli sta succedendo adesso, scusate. Vi ricordo che casomai se volete investire, investite in piumoni, in caldaie, come si chiamano quelle caldaie che abbiamo investito noi? Accumulatori a pompa di calore. Esatto, accumulatori in pompa di calore che è un buon investimento così che vi togliete il gas. Ma se vi vengono a dire di investire in diamanti, oro, criptovalute, state lontano come la peste. Se vi dicono che avete detto, mi ha detto, io nego tutto. Quindi avete capito che amici, lontano da queste fregature, perché ogni giorno mi contatta gente che dice che non riesce più a recuperare i soldi che aveva anticipato per prendere fantomatiche promesse di cui gli era stato dato un documento fantomatico che poi è solamente carta straccia. Bene, cari amici, uomo avvisato, mezzo salvato. Eventualmente, prima di fare passi falsi, una bella consulenza con il legale Marietto Veneziano leva il medico di torno. Grazie e alla prossima.